Allora, siamo arrivati all'ultima parte della trasmissione e bisogna affrontare anche questo tema, anche se quello poi dell'auto è estremamente coinvolgente, perché ci vede un po' tutti parte in qualche modo coinvolta, appunto. I crediti incagliati nei cassetti fiscali, quindi il famoso super bonus, vi vede coinvolti perché tantissime imprese artigiane si sono cimentate, molte sono in difficoltà, punto di domanda, o no? Sì. Sì, voi vi siete appunto anche lo dico in maniera espressi. Categorica, Esatto, sì, è un problema che sta pesando tantissimo e continua a pesare tantissimo, perché purtroppo imprese, ma anche i cittadini, hanno applicato una norma dello Stato, cioè non hanno fatto niente di abusivo, niente di irregolare, hanno seguito le norme nel loro percorso preciso, si sono trovati a un certo punto ad avere il credito fiscale relativo ai lavori eseguiti nel proprio cassetto fiscale e non poter più cederlo alla banca. E quindi se uno non ha capacità fiscale per utilizzarlo nei 4 o 10 anni secondo il tipo di bonus, si trova chiaramente con una mancanza di liquidità enorme. È una cosa che stiamo dicendo da mesi a livello nazionale, regionale. Purtroppo però devo riscontrare che i governi che si sono succeduti in questo periodo non hanno prodotto nessun tipo di risultato. Ci sono tanti problemi, perché poi adesso c'è una cosa legata anche all'Europa, perché è da vedere come vengono considerati questi crediti fiscali nel bilancio dello Stato, e anche lì c'è una problematica che può cambiare i dati del bilancio nazionale se vengono considerati in un modo o nell'altro, quindi c'è molto freno da parte del governo anche su questo. Allora, in tutto stiamo parlando di situazioni in cui le banche non riescono più a acquisire crediti, la Posta ha chiuso i rubinetti e non si riesce più ad andare avanti. Noi guardiamo positivamente l'iniziativa fatta da alcuni enti locali, tipo la provincia di Treviso, anche la regione Veneto si sta attivando, perché siano direttamente questi enti locali che acquisiscono i crediti per pagare i propri debiti fiscali, cioè in modo che si decurtano di quest'onere potendolo fare. Esatto, però anche lì c'è un problema. Che problema c'è? Se la provincia X o la regione Y acquisisce, si dimostra disponibile a acquisire i crediti, chiaramente non va dal singolo cittadino o dalla singola impresa, va dalla banca che li ha già in magazzino, diciamo, i crediti. Se poi questa banca non apre i rubinetti per gli altri che sono fermi, il problema si pone alla stessa maniera, cioè non cambia niente. Quindi io dico, va benissimo che sia l'ente locale che si attiva in questo senso, però dovrebbe vincolare la banca che cede all'ente stesso quella parte di crediti, vincolare la banca a riaprire i rubinetti per altrettanto importo, perché altrimenti il beneficio è solo della banca, dell'ente in parte che diciamo, gestisce in maniera diversa il proprio debito fiscale. Perché gli resta questo problema? Ma al cittadino o all'impresa che ha i 10.000 euro, 100.000, 50.000 di crediti fiscali incagliati, gli rimangono là e non riesce a fare niente. E questo è un problema non da poco, perché sono tante, veramente tante le imprese che, ma parlo oltre che di imprese edili, parlo di installatori, di serramenti, parlo di idraulici che hanno cambiato le caldaie, cioè tutto il settore del sistema casa che si trova in con questo problema. Alcuni hanno dovuto chiedere un finanziamento alla banca addirittura per pagare le proprie spese, perché se uno va lì bloccato un certo importo e quell'importo non può utilizzarlo, però quell'importo gli serve per pagare i dipendenti, per pagare i fornitori, per pagare le spese, diciamo, aziendali, cosa fa? O non paga nessuno, con il rischio poi di essere ricorso per la strada, tanto per dire, no? Nel senso che non è nemmeno corretto. Io per capire, qua dai vostri dati risulta che 500 milioni di euro giacenti nei cassetti fiscali, no? E tutti quanti devono pagare delle tasse, no? Quindi se anche distribuiti tra le varie entità che pagano tasse, che hanno una certa capienza, insomma potrebbe giovare moltissimo. Il problema è che se poi succede qualche cosa nell'iter di controllo e viene annullata la procedura, no? Per cui bisogna restituire quello che si è accollato questo... Questo è un problema, certamente, però il problema è anche quello della liquidità immediata, perché se un'impresa ha capacità propria, dice va bene,
il credito che ho là lo utilizzo per pagare i miei F24 nei 4-5 anni che mi mancano, e quindi però ho il mio giro di liquidità che mi consente comunque di poter lavorare, di far fronte alle spese, perché ho le spalle grosse, come si dice in termini molto semplici, no? Ma se questa impresa ha fatto lo sconto in fattura, ha acquisito il credito con l'idea di cederlo subito alla banca perché gli serviva la liquidità, e questa cessione, che era magari anche già contrattualizzata con la banca, che poi è stata bloccata, si trova chiaramente, come si suol dire, col cerino in mano, perché non ha la liquidità per poter far fronte a una cosa e all'altra. Cioè, è vero che può utilizzarlo nei 4-5 anni, ma come fa a pagare il resto delle cose? Quindi blocca i lavori. Blocca i lavori o non paga i propri fornitori. Io so di fornitori, ad esempio di calcestruzzo, che avanzano parecchi soldi da imprese che hanno i crediti bloccati. Quindi questi non è che non pagano il fornitore, è solo un esempio, non è che non pagano il fornitore perché non vogliono pagarlo, ma non hanno la liquidità sufficiente. Ecco che alcuni hanno fatto un prestito bancario per poter far fronte a questo. Addirittura il governo, la proposta che ha fatto, che entra in vigore in questi giorni, è quella di fare un prestito a fronte del credito. La SACE, cioè la società che è governativa che si interessa delle esportazioni, che garantisce le esportazioni sostanzialmente, la SACE garantisce un prestito di pari importo a tasso agevolato all'impresa per far fronte ai crediti fiscali che ha bloccati nel proprio cassetto fiscale. Ma noi in Veneto diciamo peso il taccone del bus, cioè io vado a fare un debito a fronte di un credito che ho che non posso utilizzare. Poi il debito c'ha interessi? Se non certo, ma è una cosa che è assurda totalmente, no? Allora, se gli enti locali riescono a smuovere la situazione in questo modo, sicuramente potrebbe essere un elemento positivo. Però anche lì poi ci sono problemi, perché se per fare questa operazione l'ente locale deve pagare il credito alla banca, allora se è un ente che sta bene, che ha liquidità, può farlo, ma se va a impegnare risorse che aveva destinato per investimenti e li investe in questa maniera, chiaramente non c'è produttività territoriale, quindi alla fine è un cerchio che non si chiude in maniera positiva. Quindi bisogna stare attenti anche da questo punto di vista qua. Io mi auguro e auspico che gli enti locali che affrontano questa positiva possibilità lo facciano col sale nella zucca, diciamo, nel dire, con cognizione di causa, occupando risorse che altrimenti senza tirare via risorse a altri momenti di sviluppo del territorio, perché non è così semplice la questione. Adesso la cosa è appena partita, so che c'è Treviso che è partito, leggevo l'altro giorno della Regione Veneto che sta studiando la materia per vedere se riescono a trovare una soluzione. Anche. Potrebbe essere una possibilità. Ribadisco però che il tutto dovrebbe in qualche maniera essere vincolato al fatto che le banche poi che cedono i crediti siano disponibili ad acquisire quelli che attualmente sono inchiodati nei cassetti fiscali. Non dico di nuovi, lasciamo stare gli interventi nuovi, ma chi già li ha, i crediti fiscali, debba avere la possibilità di monetizzarli in qualche maniera, perché sennò diventa veramente un problema. C'è da dire, e chiudo, c'è chi li acquisisce, però pagandoli niente si può dire, quindi c'è la possibilità, perché poi qua subentrano tante cose, secondo me anche la malavita organizzata subentra anche in queste cose qui. Bisogna stare attentissimi. Cioè dice, a fronte di 100 che tu mi dai, io ti do 50, uno preso per la gola dice, beh, piuttosto che niente porto a casa questo così almeno pago qualcosa. Chi acquisisce realizza utili enormi, no? Allora bisogna stare molto attenti. Il meccanismo purtroppo non ha funzionato, è stato gestito male, doveva essere rivisto, fatto in maniera diversa, frenato prima a livello di importi. L'unica cosa che mi viene da dire è questa: lo Stato aveva stanziato 33 miliardi, siamo arrivati a oltre 70 di crediti complessivi, quindi già questo dà il segno, diciamo, dello squilibrio che si sta verificando e che sta creando i problemi che riscontriamo tutti i giorni. Per quel che resta con i bonus modificati, cosa prevedete? Che saranno ancora di volano oppure alla fine con quello che si è verificato? Ormai il ciclo del 110 diventato 90 si sta chiudendo, si vanno a chiudere i cantieri che attualmente erano già partiti, c'è qualche condominio che può continuare a lavorare sempre che sia in grado di cedere il credito anche per quest'anno e un po' per il prossimo. Punto di domanda è la direttiva europea sui fabbricati green e vedremo quello che succederà lì, perché se lì inneschiamo un meccanismo dello stesso tipo,
andiamo veramente in carta e 48 tutti quanti, cioè sì, ma lì c'è il sistema non sta in piedi. Ma lì non ci sono neanche agevolazioni, perché bisogna vedere che anche i privati devono avere, se non l'hanno fatto adesso con le agevolazioni, dubito che riescano a farlo senza. Lì bisogna che ci sia una programmazione seria a parte dello Stato legata a titolarità della prima casa o no, anzianità del fabbricato, caratteristiche intrinseche del fabbricato, redditualità del richiedente, cioè fare una scaletta di modo che siano privilegiati effettivamente chi ha bisogno rispetto ad altri. C'è un periodo temporale molto più lungo, stabilire un tot di risorse anno per anno, darle tramite bandi o in altre maniere, adesso è lo Stato che deve, il governo che deve organizzare la cosa, ma se riescono a programmare una cosa fatta per bene, con la scadenza di 20 anni, tanto per dire, il patrimonio edilizio potrebbe essere messo a posto dal punto di vista sismico, prima di tutto, e poi anche sistemato dal punto di vista energetico. Il tutto di corsa, come è stato fatto col superbonus, purtroppo alla fine ha creato vantaggi per pochi, problemi per tanti e vantaggio collettivo molto limitato. Questo mi sento proprio di dirlo. Assolutamente, soltanto che io appunto, calcolando proprio molto alla mano, tutte queste belle cose le puoi fare, cambiare la macchina, mettere a posto la casa, e fare questo, fare quest'altro, se hai i soldi. Certo. Se ci troviamo con questa situazione in cui abbiamo un'inflazione che cresce, tutti i beni, tutti, è una roba impressionante, che sono aumentati a dismisura e le buste paga quelle sono, e poi molte aziende, alcune sono state brave, hanno dato i benefit, altre proprio no. Dubito che uno riesca neanche a pensare. Purtroppo l'amara realtà è questa, la conclusione che sta facendo lei è reale, perché torniamo sul discorso del reddito, dello se io ho tanti stipendio, soldi faccio qualsiasi cosa, cioè, però se poi non ce li ho, perché l'azienda non me li può dare tutto, ecco che allora si blocca l'economia. Io mi sentirei di dire questo, è inutile che il governo faccia bonus a pioggia per tutti e per tutto, per il monopattino elettrico, per questo, per l'altro, per quest'altro. Concentriamo gli interventi sulle cose che possono essere più produttive per lo Stato in generale, ma anche per la cittadinanza. Concentriamo le risorse su questo e puntiamo a ottenere un risultato concreto, reale, perché gli aiuti a pioggia hanno sempre dimostrato che contentano tutti, probabilmente portano voti, però non portano risultati positivi dal punto di vista economico e sociale. Allora Presidente, siamo arrivati al termine, il tempo è volato, io la ringrazio il Presidente del CNA del Veneto Moreno De Colli, auguriamo un buon lavoro, so che ne ha, ce ne ha da fare, per fortuna, ben così, e a voi cari telespettatori naturalmente rinnovo l'appuntamento a domani, la puntata la potete anche rivedere in replica nel nostro sito, grazie e buon proseguimento. Buongiorno.